al Senz'altro Show in compagnia del nostro splendido pubblico! E in compagnia della nostra balletta Elsa Faggin! Eccola qua! Buonasera a tutti. Allora, Elsa. Io sono qui per un saluto istituzionale Sì. perché diciamo molti sputiferi di mail che ci sono arrivati ci chiedono informazioni su chi è Marco, su chi è Pippo e su chi è st'altro. Allora Gaetano, non vi sta- farò delle domande per capirne qualcosa in più di voi. Ok. 3 domande a testa di cui una a 4. Allora, iniziamo da te Gaetano. Sì. Se vincessi la lotteria, quanti soldi mi daresti e cosa faresti con la piccola parte rimanente? Perché con la targa di Skate? Non saprei. Non risponde. E seconda domanda, sei mai stato in carcere o in chiesa? Cioè, sì, no. Mamma mia, chissà cosa ha combinato! Non lo sapevo. Ma no, non in carcere. Hai mai fatto la pipì in piscina o fuori di essa? Sì. Ma che schifo! Ma no, Allora sì, sei ma un come criminale e anche ste robe qua, va bene. Mamma mia, Domanda dai. per te Pippo, canti mai sotto la doccia? Sì. Come ti comporti con le scariche elettriche rilasciate dal microfono? No, non ho il microfono. cioè, canta Allora sempre. non canti veramente? Mamma mia, ok, chiedevo. vabbè, mi canto Oggi, senza- oggi è la giornata mondiale, un tuo parere? Cosa ne pensi? È importante. Sì o no? Sì o no? Chi sei no, importante? no. Che giornata Non mondiale so sei? che domande sei. Usciresti con una persona molto più anziana di te? Beh, no. E se tua nonna ti chiedesse di accompagnarla dal medico? Se mia nonna mi chiede di andare dal medico, Ah, sì, allora sì. certo. bravo, vabbè, dopo ma- la brutta persona assomigli, Un complimenti. criminale e un pervertito, Ma va no, bene. Allora, ma dai. ultima domanda, ti sei mai sentito poco ascoltato? Va bene, allora andiamo avanti con la puntata, Sì, anche perché per- c'è un tema principale di questa puntata che sono i bambini. Brava Elsa, ed è il momento di lanciare subito un nuovo contributo Nonno Eligio con il suo Trabattare con Nonno Eligio. Bentornati a Trabattare con nonno Eligio, dove che facciamo i lavoretti per i bambini con piccoli semplici oggetti. Cosa ci serve oggi? Un tubo di scotte, scotch, la forbice, foglie e carta, i pennarelli. Iniziamo il nostro lavoretto disegnando un cagnetto sul foglio. Ecco, mi rendo conto questo pare più un coniglietto che un cane. Rifacciamo. Pare più un cavallo e non sta neanche tanto bene. Rifacciamo. Più Homer Simpson. No. Rifacciamo. No. Se metti caso che hai difficoltà a disegnare un cagnetto, fatelo fare da uno che sa buono. Con la forbice ritaglia il cagnetto. Sta attento a non fare mai. Ecco. Quando che hai tagliato il cagnetto, tu il rodeo di scotte finito che ti dicevo prima e lo tagli esattamente a metà. Adesso è il momento di tirare su i scotchi e scocchettare i 2 tocchi di scotte che hai tagliato. 4 giro. Ti ricordi il cagnetto che ti sei fatto fare? Taglialo insieme al rodeo di scotte che hai tagliato e scocchettato. Ecco che hai costruito anche tu i tuoi can occhiai. Se ti è piaciuto il video metti il dedo alto e seguici alla prossima puntata di Trabattare con nonno Eligio. Sono Vianeo da Mestre e questo messaggio è per te che ancora non hai preso un biglietto per vedere il trio comico Marco e Pippo con il loro Finalmente Live che girerà tutto il Triveneto. Coco, ma costi aspetti che ti ho porto a casa? Dai, ti davo una staffa così forte che per darti a seconda con da cercarte con Google Maps?
Signora, i biglietti di Marco e Pippo, il trio comico, me verge? Caspita Marco, ma non sapevo che tuo nonno avesse questa passione. Molto bravo, mi piace. Ma guarda, se ti è piaciuto così tanto ti faccio una sorpresa perché nonno Eligio è qui! Sì, batte, Ma benvenuto. benvenuto, non so più buono di alzarmi, no? Benvenuto, le do una mano, le do una mano. Eccolo qua, venga, Grazie, venga. maschina. Cos'è il nome te? Gaetano. Chi sei tu? E sono quello del trio. È il terzo? È il terzo. Ho sentito nominare ancora. St'altro. Ma perché st'altro? Gaetano. Beh, non sa come che te chiami in realtà. Gaetano Ruocco Guadagno, mio amico. Sì. Da dove sei? Mestre, sono bene. Gaetano Ruocco Guadagno, No, allora, mestre. sì, Sono di origini napoletane, Sì, ma da farmi tutto l'albero ginecologico. No, dai. genealogico se l'albero, però. cioè, no. mia nonna era veneziana. Che lasci- boia! Va bene, non è Anche lui lo è. Comunque, bella questa cosa che si è inventata del canale YouTube per i bambini. Perché i bambini mi piace tantissimo. Ma non sì. sapevo sta roba, però. Ecco, queste creature meravigliose, proprio Bravo, dei pezzi di paradiso che abbiamo con noi. Va, senti che senti, roba. nonno, che roba. 2 minuti dopo gli rompe i totani, gli rompe. Adesso lo riconosco. Ah, E ti no, muoia là dalle 2 del pomeriggio fino alle 7 della sera gli altri nonni. E io coraggio di mangiarmi fuori mezzo stipendio dei latte e i biscotti. Mi non certo. so che mangia i suoni, non è da mia da mangiare all'asilo. Cosa siete? Lasci stare. Insomma, E dopo chiama a nuora e 7 manca 5 ti dispiace se vado a fare la spesa? Sì che mi dispiace! Ti dispiace se mangia lì? Sì, devi fare la spesa per cosa se vai a mangiare mia bocca? Vabbè. E il sabato ti chiama, vogliamo prenderci del tempo per noi, andiamo a cena fuori, ti dispiace che dorme lì? Sì che mi dispiace che dorma, vuoi andare a mangiare fuori al sabato e sera, finché sono ancora Vabbè. Comunque, io dovevo leggere una storia, ma non c'è il clima adatto in questo momento, per cui... che Allora dire? facciamo così, ci fermiamo un attimo, lanciamo un TG, ma sarà un TG velocissimo e poi ci vediamo. Linea al TG. Buonasera e benvenuti al TG velocissimo. Un uomo padovano raggirato da una truffa online. Servizio. Cosa è successo? Comandare una mail mi cacciava tutto. Boia, linea allo studio. Commercio, la bellissima storia di un imprenditore che è partito dalla strada. Servizio. Come sei partito? Vendevo anfore a strada. E adesso? Ho aperto una bottega. Boia, linea allo studio. E ora una storia straordinaria. Servizio. Linea allo studio. La prima parte del TG velocissimo finisce qui. Piccolo break. Bentornati al TG velocissimo. Dei ladri entrano in un'azienda di computer. Servizio. Come hanno fatto a entrare? Guarda, smettega l'allarme. Svegliate, linea allo studio. Giovane vince 100.000 euro con un gratta e vinci ma perde il biglietto. Servizio. A Mestre una coppia di turisti tedeschi è stata intrappolata per 20 ore nell'ascensore di un albergo. L'uomo soffriva di dissenteria. Servizio. Quando li ha liberati cosa le hanno detto? Dove c'è il cesso? Dove c'è il cesso? Giusto, linea allo studio. Povero tedesco, TG velocissimo finisce qui. Riviviamo insieme in chiusura gli attimi della vittoria dell'Italia agli europei. Linea allo studio. Ciao persone, sono l'assessore Ciano Contin. Ho caro invitarvi a uno dei spettacoli di Marco e Pippo il trio comico, finalmente Live. Gireranno in tutto il Triveneto, segna una delle date, ti aspettiamo. Ah, se scrive Live se legge live. Ah, è prima che sento... Scusami, cosa... Non sapevo. Ciao, e ora stasera mi catto coi tosi a bere un sprissetto come o live. Tu capire? E adesso è il momento della fiaba per i più piccini. C'era una volta... Mi capi adesso. No, c'è Morti tutti. No, c'è ancora. Mi faccia iniziare per piacere. Chiaro, una volta attacchiamo a preoccuparsi subito, attacca la storia, è morto il protagonista, non neanche bello. Che sei vivi. Posso? Sì, sono vivi, posso. E ora Dice, dici che ci sono ancora? ci sono ancora. Ci sono ancora. Ma non si dice ci sono ma va ancora. bene, va bene. Allora, c'è un topolino. Sorsi. Un topolino. Ma tipo una meregoetta o una pantegana? Un topolino. C'è Un un termine topolino. italiano. Piccinì. Beh, normale. Come posso dire? Un topolino normale. Sì, dai, va avanti con Allora, la storia è c'è- un'ora che te parlo. C'è un topolino normale che decide Normale. di intraprendere un lungo viaggio alla ricerca del cibo per i suoi piccini. C'è come me qui nipoti, Ma guarda. sta buono che non c'entra Come i niente. sordi siamo. Sapeva che dall'altra parte della strada c'era un granaio dove avrebbe potuto trovare del cibo. E che attraversare tangenziale. E ora, cioè, non mi Sì, fai dico, anche... parla, Ma chi sei che ha detto che sei una E che tangenziale? attraversare statale. Ma c'erano delle macchine, ecco, cosa sapevo, che vabbè, attraversare statale. che sfrecciavano lungo la strada, E tu, certo. chiamo Ma solo. fortunatamente il topolino riuscì ad attraversare la strada. Come ho fatto?
e raggiungere il granaio dove però c'era un gatto. Castrato. Ma che ne so se si è castrato il gatto? Che ne so. Non lo so. Posso continuare Sì, cortesemente? ma ti No, ma lei mi interrompe, continua a sempre si interrompere. interrompe. Il gatto fortunatamente stava dormendo. Ma io Oh. ora puoi controllare, No. era castrato, te tiri su a cuete. Il topolino doveva riuscire a prendere il cibo senza svegliarlo. È il gatto. Sì, è il Sì, gatto. Il topolino non doveva svegliare il No, gatto. però Marco, a me non riesco così. Sì, ma cioè, te scusa. interrompi sempre anche a te. Ma Fai che mi legge lei interrompo e ora sempre. no. Allora, lega lei, guardi, non so. Leggi te, perché è impossibile leggere una storia in queste condizioni Che qua. problemi ci sono? Allora... E dove è che siamo arrivati? Scusami che non cato. Qui Ma siamo stammi a interrompere, non te vedi? Allora, il sorge si avvicinò al Il gatto topo. e gli sussurrò all'orecchio: al cavo di là della statale c'è una gattina in calore. Sì, era distratto, no? No, non era credo così che la sia. storia. Sì, ma è più bello così. No, tanto ma che lei si sa vede. dove cambiare. Ti sta aspettando, corri, così il gatto partì come un raso. Era abituato ad attraversare le strade, ormai riconosceva il rumore delle macchine, ma passò un'auto elettrica che qui non te senti e ci lasciò le strasse. Cosa vuol dire? Il sorge, tutto era contento, rancurò quante più provviste possibili e si avviò verso casa, libero dal pericolo del gatto. Ma purtroppo passò un'altra auto elettrica. Anche il sorge ma venne dai. colpito e vissero tutti felici e contenti. Ma chi? Ma chi? merda. Chi siamo morti tutti? Vabbè, senti, facciamo così. La puntata finisce qui. Non credo di darvi la buonanotte No. o il buongiorno. Comunque ringraziamo nonno Eligio, ringraziamo Zed per la produzione, ringraziamo la regia, i tecnici, il nostro coautore Carlo Negri, tutte le persone che lavorano dietro a questo progetto, e vorrei chiudere questa puntata di Senz'altro Show con una perla di saggezza del nonno. La perla della saggezza. Abbasso e muore e viva i nonni! Alla prossima puntata, ciao! Ciao pubblico!